Protezione civile, calano i ricoveri di malati gravi, 431 i morti, il numero più basso nelle ultime 2 settimane. Giornata di controlli da nord a sud, Galli al TG3, quarantena per 28 giorni. Il Papa nella benedizione Urbi et Orbi, non è tempo di egoismi, l'Unione Europea sia solidale, appello per un cessate il fuoco in tutto il mondo, stop alla produzione di armi. L'allarme di Sea-Watch, naufragio tra Malta e Tripoli, un gommone si è rovesciato, ci sarebbero molte vittime, alla deriva da ieri 200 migranti su altre 3 imbarcazioni. Gli auguri di Conte per la Pasqua, le rinunce di oggi per non perdere ciò che conta davvero, resta acceso il confronto politico sulle misure per affrontare la crisi. Gran Bretagna, Boris Johnson dimesso, ho rischiato di morire grazie a infermieri e medici. In America stato di calamità nazionale, allerta in Cina, raddoppiati i contagi. Le telecamere del TG3 per la prima volta nel reparto Covid dell'ospedale di Codogno, la giornata di un infermiere e dei suoi pazienti per cominciare il nostro viaggio tra chi non si sente un eroe. Buonasera dal TG3, una Pasqua di sacrifici e restrizioni per cercare di fermare l'epidemia di coronavirus.